Benvenuti su Basilico Channel. Allora facciamo questa ricetta davvero squisita. Abbiamo qui le cime di rapa, ma quelle veramente fresche. Poi orecchiette, mettiamo peperoncino, pepe nero, olio. Mettiamo l'ingrediente siciliano, pomodoro secco tritato. Questo si chiama capuliato ed è tipico di Vittoria, del Ragusano. Ovviamente useremo il sale, l'olio e qualche spicchio d'aglio. Bene, andiamo a divertirci a cucinare. Ora un altro ingrediente che darà un tocco siciliano: andiamo a brustolire questa mollica di pane, che poi la metteremo alla fine del nostro piatto per creare questo sapore unico. Bene, ovviamente la ricetta originale prevede anche l'uso delle sarde sott'olio, angiuovi o sardine, ma noi non li metteremo appunto il pomodoro secco che darà la giusta sapidità. Bene, così l'acqua già sta quasi per bollire, mettiamo un bel po' di sale, circa 2 cucchiai, anche se io lo metto così a spolverare, e le nostre cime di rapa si possono mettere. E queste qui sono veramente particolari perché sono raccolte e sono selvatiche. Ovviamente voi le cime di rapa compratele, quelle originali pugliesi. Io ho solo queste e queste uso. Sicuramente il piatto verrà buonissimo, anche perché già l'abbiamo provato altre volte ed è la stessa pianta, solo che quando ancora non ha fatto i fiori, quindi diciamo nella parte iniziale della, diciamo così, maturazione, ecco. Va bene, queste cime di rapa sono all'incirca, penso 200 grammi, non sono tantissime, e quindi le facciamo bollire in quest'acqua col sale. Devono bollire davvero poco e poi li dobbiamo passare in padella con l'olio e l'aglio. Quindi mi raccomando, prima andate a pulirli, togliete gli steli e poi, come classicamente si fa per tutte le verdure, bisogna solo passarli nell'acqua per circa un paio di minuti, non di più, e poi andiamo a fare tutto il resto in padella. Il nostro pangrattato inizia un po' a dorarsi, vedete, molto veramente semplice, già sprigiona l'odore. Mettiamo un po' di sale anche nel pangrattato e quello che dobbiamo mettere nel pangrattato è un po' di pepe nero, così semplicemente, e un po' di peperoncino rosso. Quindi questi ingredienti possiamo evitarli di mettere nelle orecchiette, in modo da creare questo pangrattato davvero tostato, ma soprattutto anche speziato. Ok? Quindi adesso lo passo in una ciotolina e qui andiamo a passare la nostra rapa. Così, ricapitolando un po', possiamo togliere questo pangrattato che già si è dorato abbastanza. Tra l'altro all'interno contiene anche un po' di polenta. Semplicemente con un panno facciamo così, andiamo a togliere quello che è rimasto, mettiamo un filo d'olio e mettiamo 3 spicchi d'aglio, li facciamo andare. Nel frattempo le nostre cime di rapa sono quasi del tutto cotte. In quest'acqua ovviamente metteremo anche le orecchiette a cuocere, quindi è una ricetta molto semplice e veloce. Mettiamo tutto insieme. Ok? Quindi andiamo a buttare le orecchiette e mettiamo il timer 3 minuti. Vedete, le cime di rapa le facciamo un po' andare, sì, li devono un po' friggere, sì, perché almeno in questo caso, se non abbiamo i fiori, li facciamo così.
mettiamo adesso l'ingrediente siciliano di cui vi parlavo, il pomodoro secco macinato, e questo porterà la sapidità. Un filo d'olio ancora può bastare, e li lasciamo andare giusto un minutino, il tempo che le nostre orecchiette sono pronte. E davvero adesso c'è un profumo davvero unico, e possiamo dire che queste orecchiette hanno un tocco siciliano. Vedete, le orecchiette stanno bollendo e proprio mancano 20 secondi e andiamo a unire il tutto. Ok? Voi come le fate? Diversamente? Questa è la mia versione semplice di orecchiette. Sì, orecchiette con le cime di rapa, ma non è la versione mia siciliana. Allora, le orecchiette sono pronte, assaggiamole di sale. Ci siamo. Quindi semplicemente andiamo a mettere in padella. Eh sì, un po' di olio chiama ancora. Queste orecchiette sono quelle normalissime. Peccato, questo brodo lo possiamo ancora usare, anche se ha un po' l'amaro delle cime di rapa, ma è davvero ottimo. Ok, ci siamo? Allora, filo d'olio, quindi le orecchiette aspettiamo che magari un minutino prima rispetto alla cottura li possiamo scendere, togliere dal fuoco, e poi li facciamo unire ai nostri ingredienti che abbiamo qui. Vi ricordo ancora una volta che non ho messo le sarde salate, le ancuovi, ho messo bensì il pomodoro secco siciliano, quindi per questa ricetta penso di chiamarla le mie orecchiette con le cime di rapa, proprio perché sono più che sicuro che la sapidità delle sarde sott'olio è ben equilibrata da questo capuliato. Questo ingrediente unico che potete trovare anche online, tipico delle zone di Ragusa, del Modicano, del Ragusano, ecco. Ma in realtà questa ricetta è proprio del capuliato, è proprio di Vittoria Gela. Anche su Wikipedia dice così, quindi va bene, ci siamo, passiamo a impiattarlo e dopo li assaggiamo. Ragazzi, ma prima facciamo una bella spentolata, ecco qui. Allora ragazzi, dopo che avete visto le cime di rapa, ora vi faccio vedere le orecchiette che ho fatto in un modo davvero semplice, con il pomodoro secco e le cime di rapa. Buon pranzo a tutti! Possiamo tranquillamente impiattare. Andiamo a mettere le nostre orecchiette, ovviamente dobbiamo mettere anche le cime di rapa, quindi le abbiamo fatte un po' in padella andare per unire il sapore unico di questi ingredienti semplici e genuini. Ovviamente è sempre un impiattamento molto casalingo. Va bene? Ok, era bello quando era messo a fuoco. Quindi avete visto, abbiamo impiattato le nostre orecchiette con le cime di rapa. Adesso mettiamo sopra un po' di pangrattato e sicuramente non guasta un po' di peperoncino ancora. E buon appetito a tutti! Ecco qui, che delizia, un profumo unico e squisito. Dai, provatele anche voi. Guardate che spettacolo. Allora amici della Buona Cucina, buon appetito a tutti. Ci rivediamo il giovedì con le prossime squisite ricette. E mi raccomando, se avete delle domande scrivete, lasciate un like e iscrivetevi al canale, azionate la campana. Un saluto da Basilico Channel e vi ricordo che è il profumo della buona cucina. Ciao!